Buona giornata e ben ritrovati con 7 in punto. Apriamo qui quest'oggi la nostra pagina informativa di Telepadova 7 Gold. Mezz'ora insieme per conoscere, in questo caso, 5 ospiti, anche se per 2 argomenti diversi. Il primo ci permetterà di conoscere Giuliano Zampese, un maestro Shaolin che opera a Mestre Venezia, ma è ben conosciuto perché è tra i pochi in Italia che ha un percorso quasi ventennale che lo sta portando veramente a livelli importanti di conoscenza nel mondo per la sua attività, non soltanto sportiva. E poi c'è anche un progetto invece importante di CNA Padova, Pensare in grande, abbiamo intitolato la trasmissione perché si tratta sostanzialmente di un progetto che verrà spiegato da 4 ospiti, ovvero Patrizia Navarin, Gianluca Toschi di Fondazione Nord-Est, Guarino Gastaldi, presidente della CNA, e Katia Ventura. Ci spiegheranno appunto in cosa consiste ed è un progetto legato agli artigiani, ai piccoli artigiani e opportunità nuove di inserimento nella media distribuzione, diciamo, alimentare. Ma lo capiremo tra poco. Intanto spazio al primo ospite, Giuliano Zampese, maestro Shaolin. Maestro Giuliano Zampese, il suo cammino con le arti marziali quando comincia? È stato un colpo di fulmine fin da bambino, però io ho iniziato effettivamente alla fine dei primi anni 90, diciamo. Mi sono avvicinato al wushu moderno, proprio così, spinto da non volevo fare né karate, non volevo fare né judo, io volevo fare kung fu. Il kung fu non c'era in palestra, c'era il wushu moderno che andava molto di moda all'epoca e ho cominciato sia io che mia moglie assieme. In questo quarto di secolo il cammino dove ha portato? Mi ha portato a raggiungere il traguardo che mai avrei pensato quando ho iniziato, praticamente a diventare discepolo laico, niente proprio di meno del venerabile abate maestro Shion Shin, mai avrei pensato, nemmeno proprio di arrivare nemmeno a raggiungere un discepolato, nemmeno avere il nome buddista. Per chi non conosce spieghiamo bene cosa vuol dire tutto questo. Abbiamo detto un cammino di tanti anni, ma nella pratica? Praticamente diventare, discepolo laico vuol dire avere il passaporto buddista, essere riconosciuti al tempio Shaolin, quello ufficiale, no? Uno dei tanti che si spaccia, avere la possibilità di entrare dentro il monastero, di assistere ad esempio ai sutra, che sono le preghiere sia la mattina che al pomeriggio, di avere libero accesso ai vari posti che sarebbero interdetti, diciamo di avere la possibilità di accrescere personalmente tutto quello che è il mondo Shaolin. Questo è, essere discepoli. E di altro, a parte la pratica di conoscere proprio, di apprendere il Kung Fu, quello tradizionale dei monaci, perché all'interno si pratica quello tradizionale, non moderno. Ecco, è un percorso che certamente non si fa per corrispondenza. No, ci vuole tanta costanza e passione, tanta passione, e non aver mai un obiettivo preciso. Io ce l'avevo nel cuore, però non mai essere invadenti, soprattutto nei confronti dei cinesi, altrimenti lo vedono subito come una specie di tornaconto personale. Bisogna aspettare. Un percorso che non è per tutti, innanzitutto. No, diciamo che per molti ma non per tutti, perché l'abate, quando decide di prenderti come discepolo, vuole una persona che sia, innanzitutto, che sia coerente, che non sia una persona che lo fa solo per tornaconto personale, una persona che divulghi quello che è il Shaolin, ma non solo a livello Kung Fu, cioè proprio prettamente marziale, quello praticamente che è proprio la cultura Shaolin. E questo cammino è quello che prevedeva all'inizio, nel senso è stato affascinato un po' alla volta. Sì, adesso sinceramente è un po' una droga, perché dalla parte pratica adesso mi sto avvicinando con molte difficoltà, perché purtroppo non conosco ancora il cinese, però ci potrebbe essere il prossimo step, quello di diventare, monaco, però con riserva. Io adesso non sono un monaco, sono un discepolo laico, non posso chiamarmi monaco, anche se ho tutti il nome buddista che potrebbe sembrare una sonata, potrebbe essere come un monaco, ma non sono un monaco. Per poterlo diventare, cosa dovrebbe cambiare nella sua vita?
Dovrei imparare prima di tutto il cinese, dovrei imparare tutte le preghiere, o gran parte delle preghiere per i sutra, conoscere a memoria, praticare all'interno del tempio un mese, dalla mattina alla sera, fare tutti i giorni i sutra. Dopodiché c'è una commissione fatta da monaci che fanno l'esame. Una volta passato ti diventi praticamente un monaco, sempre con riserva, nel senso potrei sposarmi, potrei avere figli, posso mangiare carne, però diciamo è un step dopo di quello che sono adesso. Quanti in Italia e quanti nel mondo hanno fatto questo percorso? Allora, in Europa 2 anni fa 2 miei fratelli di Kung Fu, miei carissimi amici, uno della Spagna e uno della Grecia sono diventati. In Italia, so che adesso praticamente non vive più in Italia da tanti anni, adesso dovrebbe essere Los Angeles, l'aveva fatto un altro maestro, di cui non ricordo il nome. Il resto di altri, diciamo, occidentali non ne conosco. E torniamo a Giuliano prima del maestro Zampese. Questo come ha cambiato? Come l'ha cambiato in questi anni? Allora, come persona sono sempre lo stesso, nel senso sono sempre io, rido, scherzo, soprattutto con le persone mi piace stare assieme a quelle persone, non mi piace passare da maestro, saputello, anzi non deve cambiare le persone. A livello personale mi ha cambiato molto, nel senso che se manco dalla Cina, soprattutto manco da Shaolin, anche un anno sento la mancanza, io veramente ne sento la mancanza. Ogni anno va in Cina? Quasi. Quest'anno stacco via il 14° biglietto per la Cina, dal 98, in 20 anni. Il percorso nel mese in Cina, un percorso spirituale, un percorso fisico, atletico, come si può definire? Gran parte diciamo fisico, quindi apprendo quello che porterò ai miei ragazzi. Adesso un po' alla volta si sta spingendo sul lato spirituale. Quest'anno dovrei avere un maestro che dovrebbe inserirmi dentro sull'ambito spirituale, quello che praticamente è la meditazione, la filosofia Chan, quello proprio del monastero. Quindi mi ha detto che mi prenderà sotto la sua ala su quest'ambito qua. Adesso vediamo come andrà. Questo potrete spiegarlo, quanto la spiritualità aiuta, diciamo, il lavoro fisico che viene fatto e che lei insegna ai suoi allievi? Decisamente sì, diciamo che Shaolin è conosciuto a Shaolin, si dice che praticamente si parla di 3 tesori del tempio Shaolin, 3 tesori che spesso non si conoscono, sono la medicina, la filosofia Chan, quella che in Giappone la conosciamo con lo Zen, e praticamente l'arte marziale. Questi sono i 3 tesori famosi per lo Shaolin. Tutti e 3 sono inglobati assieme, uno non esclude l'altro, quindi per essere completo si dovrebbe conoscere tutti e 3. Purtroppo non sono nato cinese, non sono nato là, mi accontento di fare il mio percorso. Prima che c'è anche chi in qualche modo, non dico si spaccia, però sostanzialmente usa, mettiamola così, utilizza il nome Shaolin. Ecco, com'è questa patente di autenticità? Allora, spesso in Occidente si ha la sudditanza praticamente per gli occhi a mandorla. È un po' come noi quando si va in Cina ci vedono, o ci vedevano, adesso un po' meno, ci vedevano italiani, pensavano fossimo tutti campioni di calcio. Alla fine non è così, idem per loro. Shaolin è un nome usato, abusato spesso, anche in Cina. Si calcola che c'è perfino la birra Shaolin, oltre gli autobus, tutto quello che fa Shaolin. Shaolin praticamente il nome così, è conosciuto, fa molto marketing. Spesso quando si vede in giro, la maggior parte di spettacoli, soprattutto Shaolin, sono ottimi atleti, ma non hanno niente a che fare col Tempio Shaolin. Il Tempio Shaolin, quando fa muovere il gruppo, diciamo, di esibizioni per divulgare lo Shaolin, sono gente che si sa, si vede, soprattutto se usano determinate divise, i loghi, soprattutto di Shaolin, i 2 famosi loghi, quello religioso e culturale, da là si vede.
Gli altri sono tutti praticamente gente che pratica Kung Fu o Wushu moderno, ma alla fine ripeto, non c'entra niente con Shaolin. Ma Shaolin ha qualcosa in più, secondo il suo punto di vista, o comunque in assoluto? Shaolin praticamente fa una selezione molto accurata di chi entrerà a far parte. Praticamente devono sempre appoggiarsi a chi porterà avanti la cultura Shaolin. Shaolin è sempre stato tramandato da maestro a discepolo per via pratica, per via, non certo per libri o video, quindi vengono scelti i bambini con attitudini psicofisiche non indifferenti, quindi sono diversi. Che percorso di crescita c'è? È un percorso sancito da cinture di un certo colore, da livelli di appartenenza, da cosa? No, da tanta fatica, veramente i bambini dai 4-5 anni sono trattati veramente come adulti, io li ho visti con i miei occhi, se non si impegnano vengono puniti proprio fisicamente. Noi occidentali, se vedessimo una cosa del genere, secondo me partirebbe la denuncia solo dal gesto. Per noi fa specie, perché non accettiamo queste cose. Loro lo capiscono perché alla fine li faranno diventare quello che diventeranno, cioè delle persone etichettate come dei quasi superuomini. Alla fine però sono persone come noi, però hanno un regime molto marziale. D'altronde devono fare così se si vuole tirare su determinati, monaci del futuro. I bambini nella sua palestra invece non partono dai 4-5 anni? No, i miei partono minimo dai 6, prima sarebbe un po' un controsenso, soprattutto solitamente sono i genitori, il papà che voleva fare Kung Fu, che non poteva andare, manda il figlio che impari. Però no, i bambini devono divertirsi, non deve essere un'imposizione, devono divertirsi, quindi dopo tutto viene da sé. Che benefici ci sono per il fisico e per la mente del bambino? Per il fisico, alla fine sostanzialmente sempre una parte fisica, c'è la corsa, c'è lo stretching, c'è tutto questo. A livello fisico è ottimale perché imparano molto a rispettare gli altri, imparano a rispettare i genitori, perché io dico sempre, quando i primi tempi che sono un po' così fuori dagli schemi, io dico sempre: non dovete rispettare il maestro perché non lo conoscete, prima dovete rispettare i genitori, dopo viene il maestro e dopo tutti i vostri compagni, e questo un po' alla volta li fa diventare, almeno spero sempre di dargli un'impronta per il futuro. Li vedo praticamente, sono molto legati, molto rispettosi. Allievi che restano poi nel tempo, che percorsi hai avuto lunghi in questi anni con bambini che sono cresciuti e diventati, non so se ragazzi o anche adulti? Allora, bambini, ne ho adesso i 3 più bravi, che adesso si sono spostati sul gruppo adulti, adesso sono arrivati 4 anni fa, erano piccoli, ma erano piccoli in altezza, erano piccoli di tutto. Adesso che arrivano, che sono alti quanto me, mi accorgo che sono cresciuti e li vedo sempre migliorare, loro sono molto legati a me e per me sono come dei figli. Di altri praticamente la mia allieva più anziana è con me da 8 anni e quest'anno, visto che verrà con me in Cina, mi ha fatto la richiesta, perché come andrebbe fatta, se praticamente può diventare il mio discepolo. Quindi ho parlato col Tempio, il maestro, il mio carissimo amico, ha detto non c'è problema, quindi avrò la mia prima discepola ufficiale. E quindi la prima, forse di una lunga serie, questo è quello che auguriamo. C'è da dire però anche 2 parole su chi diceva appunto sui rappresentanti. Sono uomini anche loro sostanzialmente, quindi non c'è questa aura complessiva di persone lontane da noi. Assolutamente no. Siamo noi che li creiamo questi falsi miti. Sono persone come noi, dai monaci da 20-25 anni che li vediamo saltare o fare esercizi impossibili per noi, ma sono veramente ragazzi, fino ad arrivare ai monaci più anziani che sono veramente
loro vivono la loro vita, ma sono di una cordialità unica. Lo stesso mio maestro, lo stesso abate, una persona, quando gira all'interno del tempio che c'è centinaia di cinesi che lo affollano, patente che con i telefonini, che deve tenere una distanza, perché altrimenti non ne uscirebbe vivo. Però nel momento che si trova con poche persone è una persona veramente squisita, quindi molto molto espansivo. Qui in palestra ha allievi che vengono anche da decine e decine di chilometri di distanza. Sì, praticamente ho allievi che arrivano da Padova, di Vicenza, da Treviso, da Conegliano, quindi mi fa piacere. Più volte alla settimana, quindi un impegno importante. 2 volte alla settimana, quando ci sono i seminari che vengono giù, i miei maestri, amici, vengono giù anche sabato e domenica, quindi praticamente si fanno tutte queste tirate qua. Voi poi avete competizioni, rappresentazioni, cosa c'è, diciamo, come sviluppo esterno, se vogliamo, dall'attività di palestra? Allora, le competizioni servono per migliorare, diciamo, l'approccio con la propria persona, non servono per me, non è una guerra contro gli altri, serve proprio per mettersi in gioco e soprattutto serve anche per conoscere altre persone, perché è giusto socializzare, non andare là col telo tra i denti, assolutamente no. Ogni tanto facciamo le esibizioni della scuola per farci conoscere. Quest'anno i miei allievi a giugno mi hanno fatto il regalo, mi hanno detto: maestro, acquistiamo un dragone. Ho detto: un dragone, dove lo mettiamo il dragone? Ma sì, compriamo il dragone, adesso forse siamo l'unica scuola quella di Venezia a avere il dragone lungo 14 metri da fare le esibizioni e così, almeno i ragazzi si divertono, per me va bene. Diceva fare la guerra scherzando prima, però in realtà se fosse una guerra da fare, il vostro compito innanzitutto è quello di controllare la vostra forza, che è decisamente assoluta. Sì, quello sì. Diciamo che anche se non era cinese, quando i romani dicevano mente sana, in corpore sano, avevano ragione. Solitamente quando una persona ha la capacità e la conoscenza e diciamo delle proprie forze, è la persona secondo me più innocua del mondo. Occhio proprio stai ai piedi, quello indubbiamente, quello sì, quindi decisamente sì. E questa è un'altra delle cose che si sviluppa in palestra, cioè il fatto di avere un controllo totale della propria mente e della propria forza. Sì, decisamente sì. Va tutto, il corpo praticamente nello Shaolin, come si insegna, va utilizzato tutto, sia dentro che fuori, cioè non è solo la parte muscolare o la parte, diciamo, atletica, va sviluppato tutto, quindi dalla coscienza all'energia interna, il famoso Qi, che tutti ne parlano, nessuno sa da dove si trovi, cosa si fa, quindi va utilizzato tutto il corpo, però ci vuole tempo, costanza e tempo. Un anno di lavoro sostanzialmente si progetta per dare una nuova coscienza, perché spazi ce ne sono per il mercato. Sì, è un impegno importante, un investimento forte che CNA Padova fa in collaborazione con Fondazione Nord-Est e ovviamente con la nostra base di artigiani e di imprenditori del settore che abbiamo, perché crediamo molto in questo percorso, perché sappiamo che il Veneto e Padova in particolare in questo settore è molto forte, però vogliamo cercare di far squadra con le nostre aziende e di sviluppare anche dei percorsi che portino i nostri prodotti non solo nelle tavole del paese, ma a livello regionale e a livello anche internazionale, perché se noi guardiamo il turismo, la grande forza del Made in Italy nostro, molto di questo è basato anche sulla tavola, sul cibo, sul food, che siamo un paese invidiato dal mondo, il sogno di molti è di venire in Italia a vestire un abito importante e soprattutto sedersi a tavola e mangiare piatti importanti, piatti di qualità, con una peculiarità che credo sia ormai consolidata come unica nel contesto mondiale, no? L'Italia ha dei valori e delle peculiarità che nessun altro paese ha. Ecco, gli indicatori di Fondazione Nord-Est dicono che spazio ce n'è, ma per aziende che siano strutturate in un certo modo, ecco, un po' diverse da quelle attuali. No, ma non è vero, perché le aziende strutturate fanno il suo lavoro, hanno il suo percorso. Noi vogliamo portare le aziende che fanno quei prodotti di nicchia
che chi sta bene e ha qualche quattrino in tasca in più rispetto a qualcun altro cerca di andare a prendersi e di portarsi in tavola. Per cui noi, tutti quelli artigiani che assieme fanno poco ma messi in squadra possono dare molto, con le loro peculiarità che sanno produrre, vorremmo portarli sia ai tavoli nazionali importanti ma anche ai tavoli internazionali, ma soprattutto anche cercare di dare una distribuzione diversa nel nostro territorio, cioè far sì che molte famiglie che vogliono mangiare qualche piatto di alta qualità o con qualche caratteristica differente lo possano trovare facilmente. Ecco, per cui si tratta di capire se vogliamo fare squadra, e da quello che so i nostri artigiani vogliono fare squadra. Una volta fatto squadra assieme, presentare i prodotti sia a livello locale, a livello nazionale e a livello internazionale, e con Fondazione Nord-Est credo possiamo sviluppare dei percorsi che ci possono dare un grande aiuto, perché i prodotti li abbiamo, dobbiamo fare in modo che anche l'americano che vuole mangiare un piatto di pasta italiana vera, con i mezzi di trasporto e di comunicazione che ci sono oggi, uno col telefonino in mano può ordinare la roba dove vuole, ormai vediamo come si sta svolgendo tutto. Per cui noi dobbiamo costruire dei percorsi che possano portare in tempi ovviamente discretamente lunghi, ma sufficientemente importanti per far sì che le nostre imprese possano presentare quei grandi prodotti che abbiamo anche a livello internazionale e far mangiare all'americano il piatto di pasta dopo un giorno, dopo 2 giorni, preso in Italia con tutta una serie di istruzioni di caratteristiche dei piatti italiani. Mercato attuale che è diverso da quello di ieri, ma a quanto pare è diversissimo anche quello che troveremo tra pochi anni. Sì, stiamo assistendo a dei fenomeni su scala globale molto interessanti. E uno di quelli che abbiamo sottolineato è quello della crisi dei mall, cioè dei punti di grande distribuzione che sta avvenendo negli Stati Uniti. Qualcuno stima che nel giro di pochi anni, parliamo di 5 anni, potrebbero essere il 50%, quindi la metà in meno negli Stati Uniti. Ora sono fenomeni appunto con i quali bisogna fare i conti. Se c'è una crisi di questa tipologia di distribuzione si assiste a un ritorno della prossimità, dei negozi di prossimità nei centri urbani, e quindi in qualche modo ribalta un'idea che abbiamo avuto per anni, che la grandissima distribuzione avrebbe di fatto fagocitato i piccoli punti vendita e avrebbe vinto. In questo contesto mi sembra interessante però ragionare sul fatto che questi negozi di prossimità sono completamente diversi come formula rispetto a quelli a cui eravamo abituati. I dati che sono usciti ieri di Confcommercio in realtà dimostrano appunto che i piccoli negozi di prossimità hanno dei problemi, vanno a delle formule diciamo di media superficie che sono molto interessanti. Devo dire che Padova da questo punto di vista è un esempio molto importante, basta girare per il centro della città e ci si accorge che nel giro di pochi anni sono cresciute molte strutture distributive di questa tipologia. Padova è particolare per 2 motivi, c'è il mall cittadino se vogliamo, proprio per una sua struttura, ma anche il fatto che non ci sono, come penso Venezia, Mestre e altre cose, delle strutture enormi. Padova ha delle dimensioni diverse, vero? Sì, i dati che abbiamo elaborato evidenziano il fatto che la struttura commerciale di Padova predilige le superfici diciamo di media dimensione, quindi soprattutto di distribuzione locale, mentre in altre province del Veneto ci sono impianti di più grande distribuzione che assomigliano appunto ai mall di cui abbiamo parlato negli Stati Uniti. Questo rappresenta secondo me un'opportunità interessante per gli artigiani di CNA, perché ovviamente è più facile riuscire a dialogare con strutture locali, di media dimensione ma locali, piuttosto che con grossi gruppi internazionali. Strutture locali che sono sempre più interessate anche a fornire prodotti di qualità di tipo locale. Non è solo il fenomeno del chilometro zero, ma anche di una qualità, di una ricerca di una qualità, di una tipicità locale, che potrebbe essere un'opportunità molto interessante per chi fa produzione. Una cosa, Fondazione Nord-Est ha uno sguardo complessivo e per questo vorrei chiederle cosa può la grande impresa consigliare alle microimprese. Ma credo che siano piani completamente diversi. È vero che da un punto di vista macro il settore agroindustriale nel nord-est ha vissuto un periodo di grande successo negli ultimi anni, però se si gratta un po' sotto i dati ci si accorge che una parte consistente di questo successo è dovuto al settore delle bevande. Il vino è stato un caso di grandissimo successo che attraversa il nord-est, in particolare il Veneto. Il fenomeno Prosecco è un fenomeno globale ormai. Quello che ci sembra interessante è che le grandi imprese dimostrano che
le chiavi del successo sono sostanzialmente una serie di strategie legate alla comunicazione, cioè la capacità di saper comunicare il valore di un prodotto, la capacità di usare anche i nuovi strumenti di comunicazione, quindi internet, i social e altri strumenti, la capacità di coniugare tecnologia all'artigianalità, cioè il fatto di rimanere artigiani utilizzando però tecniche moderne. Anche nei piccoli paesi, soprattutto da quelli, partite per far capire la qualità del vostro prodotto. Per esempio, l'esempio che faceva era quello del supermercato, dove molto spesso dicono si sforna pane tutte le ore, invece cosa succede? Invece succede che loro prendono da un congelatore, tirano fuori il pane, quel famoso pane che è decongelato, lo mettono in un fornetto, anche di scarsa qualità, perché hanno dei forni che costano un decimo di quello che costano i nostri, lo mettono lì e danno la doratura finale del pane. Quel pane lì non è sano, non è perché non è sano, per il semplice fatto che ha dei prodotti chimici all'interno per avere questa struttura, la durata, arriva da 3-4 mesi di scadenza, 5 mesi di scadenza, che non ha niente a che fare con il pane. Il pane deve essere prodotto al mattino, acqua, farina, sale, impasto, lievitazione e cottura. Quello è pane, tutto quello che sono prodotti da forno. E non deve essere definito pane. Loro purtroppo usano questa pubblicità ingannevole, secondo me, che mettono sforniamo pane tutte le ore. Non è vero. Loro fanno una doratura finale di un prodotto da forno. E questo purtroppo ci sta, perché i costi loro li hanno molto più bassi dei nostri, perché qui da noi un chilo di farina costa 50-60 centesimi, quindi poi c'è tutto il resto. Loro vendono il pane, questo €1,20 €. Per combattere tutto questo, quindi voi combattete con la qualità, ma di cosa c'è bisogno? I progetti detti quest'oggi? Allora c'è bisogno di informazione, soprattutto informazione, e che comunque i colleghi iniziano veramente a lavorare con la qualità, farine di prima qualità, prodotti di quello che tutto inerente alla panificazione deve essere di prima qualità, altrimenti ci stiamo veramente accantonando. E quando il prodotto è di prima qualità si sente, si vede e si deve pubblicizzare con la gente, con l'assaggio, con le manifestazioni in piazza, come facciamo con un club che andiamo per le piazze a produrre e far vedere qual è la differenza dal pane congelato al pane nostro. Il mio pane 2 giorni dopo, il sabato e domenica, è ancora uguale. Quei pani lì purtroppo fanno solo male. C'è stato un programma in una TV privata che hanno fatto vedere cosa fa 3 pezzi di quel pane lì in 10 anni. E quindi lascio alla gente decidere cosa fare. Il 2018 si preannuncia intenso con quanti step di lavoro? Il nostro obiettivo è quello di accompagnare le imprese della categoria degli alimentaristi verso un percorso di crescita legata proprio alla loro struttura organizzativa e di vendita del prodotto. Inizieremo alla fine di febbraio con un seminario dove racconteremo come sta andando il loro mercato, quindi cercando di dare anche prospettive a queste aziende che magari pensano che la loro attività possa rischiare di finire a chiudere o nel vuoto. Quindi cercheremo invece di dare loro un'idea di come sta cambiando il mondo dell'alimentare e di come loro si possono inserire in questo mercato. E poi tra il mese di marzo e l'estate, quindi a giugno, avvieremo 2 laboratori dove queste imprese verranno messe a confronto con aziende che hanno già inserito ad esempio delle innovazioni digitali, delle innovazioni tecnologiche per fornire non soltanto il prodotto ma anche la comunicazione del proprio prodotto in modo più innovativo, ma anche dei laboratori dove cercheremo di mettere a confronto le imprese su servizi innovativi che possono dare al consumatore finale, cercando di aggregarle tra di loro perché questo servizio sia effettivamente gestibile anche da piccole imprese. Riprenderemo poi i laboratori con l'autunno a settembre, dove avvieremo invece un percorso legato al packaging, perché crediamo che oggi anche l'aspetto estetico ovviamente nel consumatore finale che cerca qualità abbia la sua importanza, e quindi il produttore locale che fa un prodotto alimentare con prodotto di qualità, un prodotto d'eccellenza, deve anche imparare a venderlo comunicando anche con l'estetica del suo prodotto il valore che poi di fatto rappresenta.